Sole, sorrisi, enorme senso di libertà e nuova spensieratezza. Con questi ingredienti sabato 18 giugno UTA ha ospitato il terzo trofeo Atletica UTA. La kermesse, organizzata dalla attivissima Atletica UTA di Antonello Collu, entra di diritto nella storia dell'atletica sarda. Mai l'isola aveva infatti ospitato una prova di campionato regionale individuale 5 km su strada. Quasi 200 partenti tra maschile e femminile sul tracciato completamente pianeggiante con partenza, passaggio intermedio ai 2,5 km e arrivo nel campo sportivo comunale Basco Argius. A ruotare in senso orario attorno all'abitato, in prossimità della struttura sportiva, sono stati nell'ordine allievi, juniores, promesse, assoluti master, anche di categoria, maschile e femminile, tutti a caccia del titolo di campione sardo nato non più di 4 anni or sono. Prima della gara però i protagonisti sono stati i giovanissimi, per loro gara in pista sui 200, 300, 400, 800 e i 1200 metri per i cadetti e cadette. A contorno della gara che contava, inoltre, l'organizzazione ha messo in piedi anche una riuscitissima camminata ludico-motoria da 2,5 km dedicata al compianto Salvatore Meloni. Ormai nella storia della nostra comunità l'atletica è uno dei pilastri fondamentali dello sport, ma di vita di comunità. Sono stati 2 anni pesanti, ma adesso ce li siamo messi alle spalle e tutti insieme vogliamo continuare questa bellissima corsa per rimanere in tema. Speriamo bene, noi ce l'abbiamo messa tutta, gli atleti ci hanno dato fiducia e cerchiamo di dare sempre il massimo. Questo per noi è una festa. Quasi 200 partenti e poi UTA entra di diritto nella storia dell'atletica la prima volta del campionato regionale di 5 km. Prima volta del campionato regionale di 5 km, primo 5 km omologato. In Sardegna era un salto nel vuoto, ci abbiamo provato e questo è il risultato. Tracciato segnalato, molto veloce, che cosa uscirà fuori? Il tracciato è praticamente pianeggiante, in numeri e la qualità che c'è in partenza molto probabilmente darà dei riscontri cronometrici importanti, vediamo. I numeri ci sono tutti, il favorito? Favorito Abdelkader, Solla, i soliti, Melis, e poi vediamo, non voglio fare pronostici. Ricordo di Tore. Nel ricordo di Tore, lui era un non competitivo, lui era un allegrone, lui era innamorato di quest'ambiente, però e noi lo ricorderemo. Dopo la partenza, allestita all'interno della struttura sportiva, è stata subito bagarre. A distinguersi nel numeroso gruppo di partecipanti sono stati da subito un poker di nomi da sempre nell'Olimpo dell'atletica isolana: Claudio Solla, Walid Abdelkader, Stefano Floris e lo junior Ismaele Deidda. È proprio il 2004 di Villacidro a rompere i piani del gruppo di testa, con una andatura costante che obbliga i più esperti avversari ad aumentare il ritmo. Ad avere la meglio alla fine è però Stefano Floris, che chiude i 2 giri in 15 primi e 51 secondi, davanti a Deidda 15,56 e Walid Abdelkader 16,04. È andata benissimo, gara tattica, bellissima gara, tutti insieme, c'erano i migliori oggi, un po' fortunati, le gare sono anche così, e alla fine forse ha vinto più l'esperienza che la forza vera e va bene così. C'era anche uno junior che ha provato a fare la voce grossa là in mezzo. Quando ho detto ha vinto l'esperienza mi riferivo proprio a lui, perché è il futuro dell'atletica sarda, è fortissimo e speriamo che tanti come lui seguano le sue orme perché è veramente forte. Senti, gara veloce, cosa ne pensi di questa misura dei 5 km? Bellissima gara, è una gara che in continente io ho già corso diverse volte, qua in Sardegna mancava, oggi un po' il vento ha condizionato la prestazione cronometrica, però sono gare tattiche perché per il titolo, quindi gioca molto oltre che le velocità, l'esperienza, un po' come si affronta la gara su strada, è bellissima. Adesso? Adesso continuiamo a divertirci, come abbiamo sempre fatto. Papà o babbo, non lo so, ha vinto alla grande. Sì, Soddisfatto? molto. Tu sei più forte di lui, corre come lui, cosa ti dice quando ti alleni? Che devo vincere. Ci credo che ti dice che devi vincere. Ti dice invece? Che ti devi divertire, di vincere non ce ne frega niente. Mi ero dimenticata. Ismaele, uno junior che fa la voce grossa tra i master. Sì, vabbè, stiamo
stiamo riprendendo adesso. Comunque correre con i master è sempre bello perché sono comunque ragazzi che hanno ancora tanto da esprimere, comunque hanno una grande esperienza da cui io si è visto ancora oggi, devo imparare ancora molto. Quindi fare queste gare comunque mi serve per imparare, per comunque la mia crescita personale. Adesso cerchiamo di metabolizzare anche questo e poi vediamo le prossime gare. Che gara è stata? È stata una gara abbastanza tattica. Quelle curve laggiù comunque influenzavano molto perché erano un po' a gomito. Ci dovevi un po', diciamo, arrangiare come meglio potevi stando in mezzo al gruppetto. Poi c'era un bel pezzo di forza più in salita che comunque c'era il vento, comunque si sentiva, però abbastanza corribile come gara. Sei soddisfatto? No, sinceramente no. Però adesso i prossimi obiettivi sono gli italiani, quindi adesso ci stiamo concentrando bene su quelli e queste gare sono solo di passaggio, quindi comunque c'è una settimana abbastanza di carico, quindi va bene così per oggi. Terza posizione con un'ottima gara gestita bene. Oggi avevamo dei bei avversari, quindi eravamo, diciamo, un bel gruppo davanti, quindi abbiamo preso un pochino all'inizio un po' tattica e poi dopo abbiamo iniziato a progredire, quindi è stata una gara tutta in progressione. Al secondo giro Stefano al terzo chilometro e mezzo ha avuto uno spunto dove non siamo riusciti a reagire subito, ci ha preso metri, l'ha seguito Ismaele Deida e io ho cercato di tenere la terza posizione con Claudio Solla che ha mollato proprio in quel frangente. E niente, sono arrivato terzo, soddisfatto, ottima gara, ottima organizzazione, quindi complimenti all'organizzazione, grazie. Pensi di questa misura così veloce e nuova? Sì, ottima per noi che comunque, diciamo, abbiamo una certa età, che in pista magari non riusciamo a seguire benissimo, giustamente lavorando, facendo, diciamo, la vita normale, anziché i ragazzini nel 5000 che hanno la possibilità di allenarsi di più in pista e quindi esprimersi meglio in pista. Abbiamo anche la possibilità a noi di fare la strada dove ci esprimiamo un po' meglio e bisogna dedicargli leggermente meno lavoro, quindi per noi è un'ottima cosa e quindi essendo a livello mondiale quindi dà anche il prestigio di questa distanza. Nell'albo d'oro del trofeo Atletica UTA c'è ovviamente Claudio Solla di UTA. Oggi com'è andato? Oggi è andata, dai, sono contento. Gara molto tattica, un gruppetto, poi alla fine ha fatto la differenza che stava meglio. Sì, la gara veloce, percorso veloce, un po' caldo, un po' il vento. Oggi hanno fatto sì che i tempi non siano tanto bassi. Si poteva fare di meglio. Però sì, bella manifestazione. Sardegna non c'è da nessuna parte un 5000 in strada certificato, quindi può crescere tantissimo. Già quest'anno hanno fatto dei grandi passi avanti rispetto alle altre edizioni. E poi c'è la ripartenza, ne avevamo bisogno tutti. Sì, assolutamente, la ripartenza era ora. Una bellissima manifestazione, una bellissima giornata. Sono contento che si è svolta UTA, sono veramente contento. Successo tra le altre della cadetta cusina Alice Vicari, mentre tra le donne master la più veloce è stata Raimonda Nieddu. Tesserata per il gruppo sportivo Lamari di Lucca, l'atleta alaese non è parsa soddisfatta come avrebbe voluto, anche se sempre ben felice di confrontarsi con le avversarie. Mi aspettavo un po' meglio, però sono partita un po' forte, poi il vento e il caldo non mi ha fatto esprimere come volevo. Però una bellissima gara, ci tenevo tantissimo ad esserci, anche perché è la prima gara omologata su 5 km qua in Sardegna, quindi era giusto e doveroso esserci. Poi UTA è una città che organizza bellissime gare, quindi mi piace essere presente. 5 km, cosa pensi di questa misura così veloce? Allora, non è la mia misura, però sicuramente in questo periodo col caldo è la giusta distanza per atleti che fanno lunghe distanze, soprattutto in Sardegna, ci permette comunque di velocizzare e di non soffrire tanto il caldo. Si parla sempre di confronto delle sarde, dei sardi oltre Tirreno, tu come te la stai giocando? Io cerco sempre di trovare nuovi stimoli e di uscire fuori il più possibile. Mi piace confrontarmi e mettermi in gioco comunque.
quindi ho l'abitudine di uscire spesso fuori, infatti sono molto contenta di far parte di questa società che mi dà la possibilità di confrontarmi con tutte le atlete più forti in Italia. Allora, non è la mia gara, io mi sto preparando per gli 800, però era tanto per provarla come allenamento dato che è l'1 fuori 1000 a Foligno, quindi voglio fare il minimo per gli italiani. Allora, mi aspettavo peggio perché non mi sta andando molto bene in questo periodo, però ho visto che c'è sta gareggiare maschi e femmine insieme, quindi mi sono attaccata dietro un ragazzo e ho fatto una buona gara. 2 anni assenti, 2 anni senza incontrare gli amici, incontrare le società, e oggi essere qui è un motivo di grande orgoglio e di gioia, soprattutto di gioia, ritornare, riabbracciare gli amici, riabbracciare gli atleti. Oggi è stata una bella gara, Oggi tra l'altro è un'iniziativa nuova che la Federazione Mondiale dall'anno scorso ha voluto in un calendario nuovo, la gara di 5 km omologata, percorso omologato, quindi tutti i tempi che oggi gli atleti hanno conseguito vengono inseriti nella graduatoria mondiale addirittura. Quindi è una bella iniziativa, una bella gara che l'onore di UTA che ha voluto promuovere, l'ha voluto organizzare, bene organizzata, molto bene, quindi bella partecipazione, l'atletica è sempre bella, è sempre vista, UTA ancora una volta ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Non è stato infine un contorno, per alcuni dal brillante spirito goliardico, il Beer Mile 4x Relais. Classica corsa nata nel 1990 nelle confraternite delle università canadesi. 4 atleti alla volta hanno percorso a staffetta il giro di pista, rigorosamente dopo aver bevuto la classica birra da 0,33 a basso contenuto alcolico. Un momento di festa e allegria, degna chiusura per mettere, speriamo definitivamente alle spalle, i momenti più bui della pandemia. Meglio il piacere della birra o la fatica della corsa? Meglio non rispondere adesso in questo momento. Però il piacere della birra sì, ci stava. Bella fresca. Me lo dite se la birra è scesa con la corsa? Sì. L'ultimo tratto. Birra di traverso o tutto regolare? Tutto a tutto.